pomeriggio, un'altra puntata di preview, la nostra anteprima, l'anteprima di Telecolor sul campionato di Serie C e non solo, fari puntati ovviamente sul Catania, la prossima partita interna con il Latina che ha appena ufficializzato il nome del nuovo allenatore, ne parleremo durante la trasmissione, parleremo ovviamente anche di Messina e Trapani, anche del calcio a 5 con la Meta Catania che sta facendo benissimo nel main round di Champions proprio qui in terra sicula, proprio qui al Pala Catania. Ne parleremo di tutto questo insieme ai miei ospiti a partire da Luca Di Gregorio, consigliere provinciale della FIGC. Ciao Luca. Ciao Marco, grazie dell'invito. Ci ritroviamo, soprattutto amico di preview. Come amico di preview Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buongiorno Marco e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Buon pomeriggio anche a te e poi vado invece dall'altra parte del nostro magnifico studio per salutare la nostra Anna. Ciao Anna. Buonasera Marco, buonasera ai nostri ospiti. Io ricordo a chi ci sta seguendo a casa che potete interagire con noi al 342 77 12 855. Ed è particolarmente importante che voi interagiate oggi perché fra pochissimo, fra qualche minuto, avremo in collegamento Gianluca Carpani, giocatore del Catania, centrocampista rosso-azzurro, un po' tuttofare, insomma ha interpretato vari ruoli in questo inizio di campionato, glielo chiederemo, ovviamente aspettiamo anche le vostre domande. Io torno da Anna per fare invece il punto della situazione per la prossima giornata del campionato e per la classifica. L'11ª giornata di campionato inizia domani alle 15 con Cavese Potenza e Monopoli Trapani, alle 17:30 Cerignola Picerno. Domenica 27 ottobre alle 15 5 partite: Altamura Juventus Next Gen, Avellino Messina, Benevento Casertana, Catania Latina e Taranto Turris. Si chiude l'11ª giornata di campionato domenica 27 ottobre alle 17:30 con Giuliano Crotone e Sorrento Foggia. Passiamo alla classifica. In testa alla classifica con 22 punti Benevento, segue Catania, Monopoli, Cerignola 18, Trapani, Picerno, Giuliano 17, Avellino, Potenza 16, Sorrento 13, Crotone, Casertana, Turris 11, Cavese, Foggia, Altamura 10, Messina 9, Latina 7 e Taranto Juventus Next Gen con 6 punti. Grazie Anna, torniamo da te fra pochissimo. Io volevo partire con Luca chiedendogli cosa ha detto la partita di Foggia. A che cosa ci dobbiamo attaccare? Alla grande rimonta o al difficile primo tempo? Ma io partirei dalla seconda parte, ecco, perché il Catania ha lasciato la prima frazione di gioco e non so, ecco, se alla fine sono 2 punti persi o il punto guadagnato, ecco. Però di positivo c'è la grande rimonta, alla fine se durava la partita altri 10 minuti il Catania rischiava di vincerla, quindi secondo me il fattore positivo è la rimonta, il fattore anche fisico in un campo pesante, comunque si è giocato fino al 96esimo, quindi a livello fisico ho visto una squadra che fino alla fine ha lottato. Di positivo, ecco, c'è la rimonta e questo punto che diventa prezioso, come si era messa la partita. Che diventa prezioso, l'ha detto anche Toscano dopo la fine della partita, che stiamo vedendo proprio nelle immagini con il gol del vantaggio di Tascone e il vantaggio del Foggia, e Toscano che ha detto, lo ricordiamo a fine partita, sì è vero, grande rimonta, importantissima rimonta, però il primo tempo lo analizzeremo con i ragazzi, magari poi a Carpani lo chiediamo se l'hanno analizzato e che cosa si sono detti. Ermanno, noi lo diciamo sempre, ci puoi anticipare qualcosa di quello che diremo poi nei contenuti tecnici? È un Catania che soprattutto lì davanti abbiamo visto presenta sempre quella grande densità in area avversaria. Sì, no? È un Catania che anche, come ha detto prima Luca, ha avuto tante difficoltà a entrare dentro l'area avversaria, soprattutto nel primo tempo, tranne la palla gol creata al terzo minuto con un cross laterale, però il Catania che dal 60esimo in poi invade l'area avversaria con 4, 5, 6 giocatori per volta, che muove tanto il pallone, che cerca costantemente delle triangolazioni, quindi la bravura nel gestire queste situazioni, soprattutto dal punto di vista psicologico. Abbiamo visto il campo molto macchiato, sporco, loro che spezzettavano tanto il gioco con dei falli
tattici. Catania che però non ha perso la serenità, la tranquillità, e che con calma e dedizione ha trovato prima il primo e poi il secondo gol al 93esimo, quindi sotto questo aspetto grande prova di maturità del Catania. Questo sembrava il momento più difficile, con l'errore di D'Andrea che sembrava aver spalancato la strada alla vittoria del Foggia, invece poi il Catania ha saputo rimontare e portare a casa questo pareggio, sfiorando anche più volte un'altra marcatura. Io ve l'avevo promesso, siamo in collegamento e dunque lo presento con Gianluca Carpani. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto come stai? Perché abbiamo parlato della partita con il Foggia e tu non hai partecipato perché non sei stato benissimo, diciamo, nei giorni precedenti, immediatamente precedenti alla partita. No, sono stati 2 giorni abbastanza duri, ho provato fino alla fine, però non ce l'ho fatta e niente, dai, da lunedì però sono stato molto meglio e sono tornato ad allenarmi. Senti, dicevamo prima, Toscano ha detto dopo Foggia ci attacchiamo alla grandissima rimonta, è importante, è un segnale di quello che è questa squadra, della forza che ha questo gruppo, ma analizzeremo anche con i ragazzi quello che è stato sbagliato nel primo tempo. L'avete fatto durante la settimana? Immagino proprio di sì. Sì, l'abbiamo analizzato, abbiamo visto quali sono state le nostre criticità e è stato tutto un fatto secondo noi mentale, dove non dovrà più ripetersi. Abbiamo lavorato tanto anche sotto quel punto di vista in questa settimana, però come ha detto il mister, come diciamo tutti, c'è stata una reazione da grande squadra e dobbiamo ripartire da lì. Luca Di Gregorio. Sì, buonasera Carpani. No, una domanda, una curiosità. Lui si è adattato in queste partite in tanti ruoli e l'ha fatto, devo dire, anche bene. Qual è magari il tuo ruolo naturale, quello che nasce magari dal settore giovanile, quello che hai fatto più nella tua carriera? Ripeto, hai fatto bene tutti i ruoli che il mister ti ha chiesto nei momenti critici. No, io nasco mezzala, quindi in un centrocampo a 3 nasco mezzala, o destra o sinistra, va bene lo stesso. E poi dopo, ecco, come ho sempre detto, sono a completa disposizione del mister, dei compagni e di tutta la squadra, e dove il mister mi mette io cerco di dare il massimo, di dare ai miei compagni. E negli ultimi anni ho ricoperto diversi ruoli, quindi diciamo, ecco, il mio obiettivo è sempre aiutare la squadra e dare il massimo. Grazie. Nel ringraziare il responsabile della comunicazione del Catania, Angelo Scaltriti, che ci ha dato tutte le chiavi per arrivare appunto a questo collegamento con Gianluca. Gianluca, ti dico, la duttilità però è una componente importante, non solo tua, l'abbiamo vista in tanti giocatori del Catania in questa fase di torneo e serve a dare ancora più qualità alla squadra. Nel calcio moderno avere un giocatore che sa interpretare più ruoli e averlo in un campionato come quello di Serie C secondo me è un lusso. Sì, è un elemento fondamentale dove penso il direttore ci abbia lavorato molto bene, perché appunto siamo in diversi, che il mister ci cambia ruolo e anche durante la partita, quindi è una cosa che va a favore della squadra, perché appunto riusciamo a ricoprire diversi ruoli e se ci sono delle problematiche per infortunio o per qualsiasi altra situazione, ecco, siamo tutti pronti. Vado subito dalla nostra Anna, perché Gianluca, i nostri tifosi, i nostri ascoltatori, i tuoi tifosi avranno riempito già in parte la nostra chat con messaggi per te. Ciao Gianluca, ti leggo. Buongiorno, vorrei chiedere per Gianluca, l'anno scorso si parlava di pesantezza della maglia rosso-azzurra, lui l'avverte? L'ha avvertita? E ancora, un saluto al grande Gianluca Carpani, 20 gol con la Recanatese negli ultimi 2 anni, il tuo obiettivo a Catania? Oh, puoi rispondere. Allora, il peso della maglia, diciamo, è relativo, sappiamo dell'importanza e della responsabilità che abbiamo e ne abbiamo una responsabilità grandissima, perché dobbiamo dimostrare ai tifosi che ci teniamo e lo stiamo facendo, perché come è stato appunto a Foggia non abbiamo mollato un centimetro. E quindi no, è solo un vantaggio che ci portiamo partita dopo partita.
E per quanto riguarda i gol, io spero di farne il più possibili per appunto portare più punti a casa. Senti, la componente dei gol, Gianluca, poi torniamo da Anna per altre domande dei nostri ascoltatori, i nostri telespettatori. La componente del gol ti ha accompagnato un po' durante tutta la tua carriera, perché tu sembri ancora più giovane dell'età che hai, che sei sicuramente giovanissimo, ma già comunque una tua esperienza l'hai maturata e hai fatto sempre tanti gol dovunque sei andato. Poi certo ci sono state le ultime 2 stagioni con la Recanatese in cui le marcature sono state veramente tantissime. Sì, diciamo mi è sempre piaciuto inserirmi dentro l'area e farmi trovare al posto giusto al momento giusto. Negli anni passati facevo sempre quei 3-4 gol a campionato, quindi arrivavo sempre in quella situazione lì. Poi dopo negli ultimi 2 anni, grazie ai mister che ho avuto a Recanati, mi hanno trovato un ruolo proprio idoneo a me, mi lasciavano andare in aria e quello è stato il risultato. È bello sempre fare gol, ma come dico spesso l'obiettivo è portare i punti a casa, quindi il mio gol mi fa piacere, ma se porta vittorie ancora meglio. Qualche cosa dicevamo prima della duttilità, no? Perché quando giochi con alcuni tuoi compagni ovviamente hai più possibilità di inserirti, certe volte appunto da mezzala sei stato schierato vicino a Verna, ma soprattutto a Jimenez hai dovuto avere anche dei ruoli un po' più di copertura, no? Sì, diciamo che la mia qualità principale è la corsa e l'inserimento, quindi una volta che uno va in avanti, si butta dentro l'area, ho quella qualità di riuscire a tornare dietro e dare una mano ai compagni del centrocampo e della difesa, quindi questo è il mio ruolo in questo momento, cercare di dare equilibrio alla squadra. Torno di nuovo da Anna, vediamo se ci sono altre domande per te. Buongiorno a tutti, volevo dire che Carpani è il nostro migliore acquisto di questa stagione. E ancora, ma il numero 20 deriva dai gol fatti negli ultimi anni? Sei il miglior acquisto? Il numero 20, quello grazie, lo diremo a fine Sei stato anno, il primo di sicuro, Gianluca, il primo di sicuro nuovo di questo Catania, quello sì, quello sì. Il numero 20 è dato dal fatto che il 20 maggio mi è nato il secondo figlio e allora appena è nato ho detto un altro anno prendo il 20, se è libero prendo il 20. Gli anni passati avevo l'8 perché mia figlia è nata l'8 luglio e quindi avevo preso sempre negli ultimi 2 anni ho preso l'8, quest'anno ho preso il 20 per questo motivo qua. Perfetto, per cui legame familiare con i tuoi figli, ovviamente, normale sì. che sia così. Senti, tu sei di Ascoli, sei marchigiano? Si sente anche dall'accento che è orgogliosamente di Ascoli Piceno. Ti volevo chiedere, c'è la differenza, perché Ascoli ha giocato anche tante volte nel girone C, che differenze noti fra il girone C della Serie C e invece altri gironi in cui tu hai avuto la possibilità di giocare, tipo l'A e il B, essendo appunto delle Marche, avendo giocato in tante squadre vicino alla tua zona di nascita? Che nel girone C ci sono piazze più calde, tante piazze come appunto Foggia, Benevento, Avellino, Trapani, poi anche vai a Messina, comunque sono piazze calde dove cava dei terreni, che si sente il tifo, gli ambienti sono molto ostici. Negli altri gironi sono un po' meno, infatti ci sono squadre come la Recanatese dove ci sono pochi che seguono la partita allo stadio, quindi secondo me la differenza più grande è questa. Esultare sotto le curve del Catania com'è? Penso sia una cosa indescrivibile. Hai fatto già 2 volte, per cui... speriamo di farne altri perché mi piace, questo. Sono pochi secondi ma molto emozionanti. Allora, noi abbiamo preparato una clip, ti facciamo vedere musicata con alcune tue gioie più grandi da quando sei qui a Catania. Guardiamola assieme.
Eccoci qui con la musica e i gol di Gianluca Carpani, che ha incominciato come sa fare, con tante reti. Mi suggeriva giustamente Ermanno, tutte sotto la Sud, adesso bisogna pareggiare, no? In un qualche modo. Speriamo domenica, dai. A proposito, pienamente recuperato, no? Gianluca, per domenica sei nel ballottaggio con tutti i tuoi compagni per giocare nel ruolo di mezzala. Sì, ho fatto tutta la settimana, quindi sono a completa disposizione. Luca. Sì, no, volevo chiedere se conosceva già il mister Toscano e come si trova a livello tecnico, a livello tattico con lui e il suo staff. Ne approfitto per salutare Massimo D'Urso, giocavamo insieme con Massimo, che è catanese, quindi fa parte del gruppo del mister Toscano. Io lo conoscevo però come allenatore, perché ci ho giocato contro negli ultimi anni quando lui era a Cesena e le sue squadre, il Cesena diciamo era una squadra ingiocabile perché appunto l'intensità era la prima arma e è quello che lui ci richiede giornalmente e dico la verità mi ritrovo molto bene perché mi piace, diciamo, è una delle mie caratteristiche essere intenso nel pressing, sia in fase di possesso che non possesso, quindi mi trovo bene. Ecco. Torno da Anna ancora per domande degli spettatori. Ancora per Gianluca, hai fatto tante esperienze in Serie C, questa è la squadra migliore con cui hai giocato? Sì, assolutamente sì, perché ci sono tanti giocatori di qualità e tanti giocatori che in questa categoria hanno vinto e stravinto, quindi sì, secondo me è una delle migliori. E ancora, un piacere sentire Gianluca Carpani, noto dalle interviste un'unità di intenti del gruppo e anche una qualità nelle capacità di comunicare, non facile, complimenti. E questo, complimenti insomma per... Questo l'abbiamo notato, è vero, anche nelle interviste tue, ovviamente in questa particolare occasione, dei tuoi compagni nel dopo partita, insomma, unità di intenti e anche saperlo comunicare, saper comunicare questa unità di intenti. Faggiano è tornato a vedervi sicuramente, no, in questa settimana. Quanto è importante il direttore per voi, anche perché la squadra l'ha fatta lui, l'ha creata lui. No, per noi è importantissimo perché comunque è un punto di riferimento per tutta la squadra, ma anche per tutta la società. E in questo momento lui starà soffrendo perché può stare relativamente vicino a noi, ma lo sentiamo praticamente quotidianamente, quindi anche prima delle partite, cioè c'è molto vicino e noi cerchiamo di lottare in campo anche per lui, per dargli una gioia. Torno di nuovo da Anna perché ci sono altre domande, sì, Anna. Sì. Siamo pieni. A Carpani vorrei chiedere se il Benevento, la squadra da battere o se ci dobbiamo preoccupare anche di altre. Io penso che sia un campionato talmente equilibrato che dobbiamo pensare domenica dopo domenica, come stiamo facendo, perché siamo tutte lì, tante squadre sono in pochi punti, adesso il Benevento ha preso un piccolo distacco, ma comunque ci sono diverse squadre attrezzate per lottare e stare lassù. Noi siamo una di quelle, ma pensando domenica dopo domenica, facendo quello che ci viene richiesto dal mister, possiamo ottenere grossi risultati. Scrivono ancora Marco, perché sono molti attenti i nostri telespettatori, buon pomeriggio, mi pare di aver visto che oltre stessa curva anche stesso minutaggio al 23esimo, quindi... Sì, 24esimo. 24esimo. Ok. Per cui abbiamo... Se dopo passa il 24 e non faccio gol è un macello, quindi speriamo che cambiamo il minutaggio. Allora giochi titolare domenica, allora a questo punto per forza, no? Perché per segnare prima del 24 bisogna giocare dall'inizio. Non lo so ancora, il mister si tiene tutti sulle spine fino all'ultimo, io spero, però ecco, se non fosse sono comunque disponibile a entrare dopo e, come ho sempre detto, aiutare i compagni. Allora, noi abbiamo promesso che tenevamo Gianluca per un quarto d'ora, ci siamo quasi, voglio capire da Anna se ci sono altri messaggi, diamo spazio ai nostri telespettatori e poi andiamo a salutare Gianluca.
chiedono Carpani, ottimo centrocampista, prossimo gol di testa. Vorrei capire che squadra tifa, oltre il Catania ovviamente. Io sono nato in Ascoli, perché da noi si dice così, e per me c'è l'Ascoli Calcio. L'Ascoli, il picchio, diciamo. Non ho capito, scusa. Dicevo il simbolo dell'Ascoli, no? Che poi è squadra con cui il Catania ha fatto tante battaglie, fra parentesi, sportive ovviamente. Anna, qualche altra domanda? No. No, non ne ha nessun'altra domanda per Gianluca. Gianluca, una te la faccio io. Dove vedi, cioè che cosa sogni per questa stagione lo sappiamo, ma dove vedi che può arrivare questo Catania veramente senza filtri? Ma secondo me sbilanciarsi in questo momento è veramente difficile, perché come ho detto prima il campionato è molto equilibrato, però per come siamo costruiti, per come siamo organizzati, per come lavoriamo soprattutto, per quello che ci chiede il mister è di stare lì davanti, nelle prime posizioni. Poi ovviamente sappiamo tutti qual è il sogno della squadra. E anche dei tifosi del Catania con cui tu hai esultato in occasione di quei 2 gol. Grazie Gianluca Carpani, un buon pomeriggio, grazie veramente per essere stato con noi, ti aspettiamo in altre occasioni ovviamente. Va benissimo, grazie mille, buona giornata. Ciao Gianluca, buona serata ancora, noi ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, entriamo nel merito perché abbiamo parlato con Gianluca Carpani, ma vi dobbiamo dare anche tante novità in Casa Latina che ha annunciato l'allenatore Ermanno un'ora fa. Sì, ecco, sì, per cui 40-45 minuti fa. 40-45 minuti fa con la partita fra 2 giorni, diciamo, questa è la situazione al momento in Casa Latina, ne parliamo fra poco. Ben ritrovati di nuovo in studio per preview, la nostra anteprima calcistica del weekend di Serie C, il Catania in primo piano con Carpani che abbiamo avuto ospite collegato con noi fino a poco fa. Adesso andiamo a parlare del Latina e vi facciamo vedere intanto il comunicato stampa con cui la squadra del Latina, la squadra laziale, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che è Roberto Boscaglia, nuovo allenatore della prima squadra, lo conosciamo tutti, soprattutto qua in Sicilia, a parte che è siciliano, ha fatto tanto bene soprattutto al Trapani dove è stato per 6 anni mi pare, 6 stagioni con grandissimi risultati, lunga esperienza nel calcio professionistico. Boscaglia porterà la sua competenza e passione per guidare il club nel campionato di Serie C, sarà affiancato dal vice Antonino Capodicasa e si metterà subito al lavoro per preparare al meglio la squadra ai prossimi impegni stagionali, di cui il prossimo è fra 2 giorni, l'abbiamo detto prima è stato un casting lungo, ecco, diciamo Luca, mettiamola così. No, dico inizia bene, inizia bene. Non è proprio il massimo degli avversari. Infatti, certo. Però in 2 giorni non è che il mister può fare miracoli. Allenatore navigato, allenatore esperiente, conosce la Serie C, ha allenato anche nell'altro girone, sì. Quindi credo a Cesena e in altre piazze comunque importanti. Quindi, però in 48 ore non è facile, magari cambierà qualcosa a livello tecnico, tattico, ma ecco, esordire a Catania non è facile. Ne parleremo fra poco anche con un collega da Latina che ha un po' seguito questa settimana tumultuosa in casa laziale. Viene la squadra da 4 sconfitte consecutive. Io intanto vi faccio vedere ancora nella grafica, grazie alla nostra regia, quello che è il faro del Latina. Ce ne sono 2 fondamentalmente, ne abbiamo scelto uno anche per l'esperienza, anche per il ruolo di capitano, figlio d'arte, Lorenzo Di Livio, esordito anche nella Roma, cosa che non aveva fatto il papà Angelo, che poi invece ha fatto una carriera pazzesca da altre parti. Entrò al posto, pensate, di Salah quando ha esordito con la Roma, in un Chievo-Roma, è protagonista del campionato di Serie C da tantissimi anni, ha un contratto rinnovato da poco con il Latina fino al 2026. Poi vi faccio vedere invece le ultime del Latina per farvi capire perché siamo arrivati a questo punto, perché è stato mandato via Padalino dalla guida tecnica della squadra laziale. Guardate i risultati, gli ultimi 5 parlano chiaro, 1 punto nelle ultime 5 partite, 4 sconfitte consecutive a Cava dei Tirreni in casa con il Giuliano, poi
la debacle di Benevento è una sconfitta pesante, una sconfitta, mi diceva giustamente Ermanno, con solo un gol fatto in 5 partite. Con un gol fatto. Tra l'altro contro il Messina nel pareggio di 1-1 in casa. Esattamente, e poi vado a naso per calcolare quanti gol subiti, ma con i 5 di Benevento sono certamente tanti. Questa è la situazione, si è arrivati appunto, Ermanno, a questo dopo un casting incredibile. So che sono stati coinvolti tanti allenatori, poi ce lo dirà il collega da Latina, ma alla fine si è arrivati al risultato. Arriva Boscaglia, però il comunicato, diciamo, dell'esonero di Padalino è arrivato lunedì mattina, certo. Quindi comunque squadra che si è allenata per 4-5 giorni praticamente senza staff tecnico, con lo staff tecnico della primavera, quindi Spiridigliozzi che doveva essere chi si siede poi sulla panchina, poi ancora capiremo magari se Boscaglia verrà a sedersi in panchina. Potrebbe anche non sedersi Boscaglia in panchina, perché è difficile fare anche l'allenamento, visto che comunque devono partire da Latina, ci sta un po' di ore di viaggio, quindi non è facile anche fare una piccola rifinitura. Però rifinitura è un allenamento breve di un'ora, quindi è difficile trasmettere dei principi tattici o anche, diciamo, collettivi di gruppo, di squadra. A proposito di principi tattici, andiamo a vedere le statistiche a confronto delle due squadre. Lo faccio ancora sempre con Ermanno. Abbiamo diviso, diciamo, vedete 6 voci, le dividiamo in 3, le prime 3, le seconde 3, per dire che il Catania segna magari un pochino fuori area come Latina, però è una squadra che si fa vedere molto di più lì davanti. Ovviamente se vediamo, diciamo, le statistiche così davanti, vedremo proprio la netta differenza tra Catania e Latina per tutte le voci, tranne per la prima, che è il gol da fuori area, dove il Latina ha segnato uno dei suoi soli 4 gol in queste partite da fuori area, così come il Catania infatti si trova nella parte bassa della classifica. Questo ovviamente è un dato che sicuramente Toscano vuole migliorare, starà migliorando col proprio staff tecnico, però vediamo dal secondo dato, vediamo invece la differenza netta tra le due squadre. Infatti l'XG su tiro, quindi la pericolosità su ogni tiro, su ogni azione pericolosa del Catania, vediamo come il Catania ha un XG pari a 0,13, quindi ogni tiro c'è una percentuale di andare in rete pari del 13%, a differenza del Latina che invece si trova 58esima nella classifica generale di Serie C. E la differenza nasce tutto dal terzo dato, ovvero dai tocchi in area avversaria sui 90 minuti, dove il Catania, come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, entra tanto, addirittura tantissimo, come abbiamo visto a Foggia dentro l'area avversaria, e da lì che nascono le azioni più importanti, e da lì che aumenta soprattutto la pericolosità dei tiri del Catania. Differenza ovviamente netta con quella del Latina, che si trova al 52esima posizione, mentre gli altri 3 dati fanno vedere invece anche un po' l'esperienza e la malizia del Catania, che è prima per falli commessi nei 90 minuti, quindi spezzetta tanto il gioco della squadra avversaria, soprattutto quando si trova scoperta, quando sbaglia una pressione soprattutto individuale, quando perde palla in una transizione messa male, quindi ci sono qualche zone di campo scoperte, preferisce fermare, spezzare la giocata avversaria con un fallo tattico, a differenza della Latina che invece ne fa pochi. Però vediamo la differenza anche proprio qui delle due squadre, l'esperienza e la malizia dei singoli giocatori. Latina è primo per cartellini rossi e terzo per cartellini gialli, quindi questo ci fa, soprattutto chi gioca a calcio, chi ha giocato a calcio, sa che è una differenza molto netta tra le due squadre, anche in chiave proprio psicologica del singolo giocatore. È un indicatore, no Luca? Sì, assolutamente. Armando ha fatto una disamina perfetta. Questi numeri dicono che c'è una squadra in netta difficoltà, una squadra che non... ecco, cartellini rossi si deduce che c'è nervosismo, che non c'è forse anche la condizione fisica, no? Si arriva spesso in ritardo, quindi è una squadra in difficoltà, però io anche per esperienza, no? Anche personale, queste squadre, ecco, vengono qua, in questo caso a Catania, davanti a 20.000 persone quasi, non hanno nulla da perdere e possono anche creare fastidio, ecco, perché non hanno nulla da perdere, sanno che il loro campionato dovrebbe iniziare la settimana prossima. Ovviamente, queste sono le immagini dell'ultima partita del Latina, l'ultima di Padalino sulla panchina del Latina, in casa
con l'Altamura analizzeremo anche tanti errori difensivi. Poi è chiaro, è difficile poi, Ermanno, entrare nel merito di quello che sarà il Latina di Boscaglia, perché non lo possiamo sapere, non lo possiamo conoscere. Non puoi immaginare neanche, diciamo, un aspetto tattico, non si sa se si mettono a 4, se si mettono a 3, visto che comunque con Padalino l'hanno fatto nelle 5 partite, ha cambiato tantissimo, Sì. tantissimo, sia come nomi sia come proprio moduli in campo. Poi i moduli contano poco, però anche come assetto tattico c'è stata tanta confusione, tanta differenza, tanta anche, come posso dire, cambi di formazione che ovviamente non ti creano una continuità anche di risultati in qualche modo. Ne parliamo del Latina con il collega Domenico Ippoliti del Corriere dello Sport di Radio Latina. Domenico, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, un saluto da Latina. Allora, alla fine io uso il plurale, ma intendo alla fine ce l'avete fatta, nel senso che se il Latina è riuscito ad ufficializzare il nome dell'allenatore, dicevamo, di una settimana particolarmente difficile con un casting prolungato. Ce li vuoi ricordare tu quelli che sono stati i nomi degli allenatori che il Latina ha sondato prima di arrivare a Boscaglia? Sì, è stata un'autentica odissea. Poi ad infierire anche sul nostro lavoro ci sono le scarse capacità comunicative della società nerazzurra, che praticamente oggi ha emesso questo comunicato non precisando la durata dell'accordo con Boscaglia, non fornendo alcun tipo di spiraglio su una eventuale conferenza stampa di presentazione. Però già che è stato nominato un mister al posto di Pasquale Padalino, già è un passo avanti. Boscaglia sarà al suo posto, sarà in panchina con Catania, quindi esordio immediato per lui che questo pomeriggio sta dirigendo ormai a Cisterna, nelle vicinanze di Latina, sta dirigendo il suo primo allenamento alla guida dei nerazzurri. La settimana è stata concitata, noi Marco ci siamo aggiornati spesso in questi giorni, ogni giorno uscivano un paio di nomi, sembrava fatta per Maiuri, poi invece c'è stato chissà, forse un ripensamento dello stesso Maiuri tentato dalla sua Cavese. Ne sono circolati tanti altri nomi, sembrava molto vicino a quello di Leonardo Colucci nella giornata di ieri. Alla fine il Latina ha tirato fuori dal cilindro questa nuova soluzione, che direi è una soluzione importante, con un allenatore che conosce bene la categoria. In una situazione così caotica, così complicata come quella dei Pontini, serviva un mister navigato, un mister che avesse anche polso, carattere, personalità per poter imporsi in un ambiente così surriscaldato, direi, con la tifoseria che da tempo è in contestazione con la società, quindi serviva una figura come Boscaglia. Adesso staremo a vedere quali saranno i risultati di questa gestione, anche se naturalmente per la partita di Catania sarà pura improvvisazione per il mister, perché non potrà certo apportare chissà quali modifiche sul lavoro fatto da Pasquale Padalino. Ecco, questo ti voglio chiedere in conclusione del nostro collegamento, Domenico, perché è chiaro, dovresti avere la palla di vetro per capire che cosa succede in questo momento a Cisterna, dove si sta allenando il Latina, ma che Latina ci dobbiamo aspettare in casa del Catania? Certamente ci sono delle assenze, quelle sono abbastanza note, e poi cosa possiamo pensare di trovare qui a Catania per i nerazzurri? Ma sicuramente conoscendo da avversario Boscaglia, già ai tempi del Trapani in Serie B, i duelli con lo stesso Latina negli anni d'oro del club nerazzurro, immagino che ci sarà sicuramente una reazione d'orgoglio da parte della squadra, una prestazione importante dal punto di vista caratteriale e di personalità, una reazione me l'aspetto, insomma. Poi certo il nuovo mister non ha certo la bacchetta magica. I problemi della Latina sono grossi, sono notevoli, lo testimoniano anche i dati che stavate elencando poco fa in studio. Insomma, una squadra che va al gol solo 4 volte in tutto, lamenta delle voragini, non delle lacune sul fronte offensivo, e poi subisce gol troppo spesso anche sui calci piazzati. Ci sono state letteralmente delle dormite da parte di una difesa che secondo me manca di un giocatore di carisma, di personalità. E a tal proposito mi ricollego a quello che sarà il discorso mercato. Se Boscaglia è accettato, la società inevitabilmente deve avergli premesso qualche rinforzo in difesa e in attacco, perché a centrocampo le soluzioni ci sono, anche se ci si è affidati a giocatori reduci da inattività, quindi bisognerà aspettare che entrino in condizione.
A tal proposito è da verificare la disponibilità di Indoi, che rientra dalla squalifica, ma da quanto sappiamo non stava benissimo, quindi non possiamo sapere se verrà inserito nella lista dei convocati. E poi ci sono i vari infortunati sia di lungo corso che recenti, e c'è lo squalificato Bocic. Insomma, tante cose da sistemare per Boscaglia in questa prima complicatissima e proibitiva trasferta. Domenico, io ti ringrazio, buon lavoro, difficile in questo momento lì a Latina, ti ringrazio di cuore, un buon pomeriggio, ci ritroviamo alla prossima. Ciao Domenico. Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata. Allora, io vado da Anna per avere ancora il polso dei nostri telespettatori da casa e poi torniamo a parlare del Latina e del Catania. Ci scrivono: con un po' più di attenzione in trasferta il Catania ne può vincere tante partite. E ancora, buonasera a tutti, credo che noi ci saremo fino alla fine, ma il Benevento deve frenare, se no diventa difficile. E poi abbiamo delle previsioni per la partita di domenica. Meteo, pensavo meteo, no. No, ci scrivono: domenica mi sento o 2-0 oppure 3-0, sempre Forza Catania. Benissimo. Tu cosa ti senti, Mario? No, io non penso, non mi esprimo, perché poi il rischio c'è che poi magari dico qualcosa. No, lo chiedo a Luca, no, non manco a Luca, lo faccio dire. Ovviamente invece ti chiedo sul Benevento. È vero che qualcuno fa l'accostamento con la Juve Stabia, no, dell'anno scorso. Si diceva, beh, ancora il campionato è lungo, è ancora ottobre, e poi la Juve Stabia se n'è andata. C'è questo rischio secondo te? Ma ancora è presto, magari la classifica si comincia a delineare. I numeri dicono che in questo momento il Benevento è la squadra più forte, nel senso è in testa, però il Catania con quel punticino tolto sarebbe secondo, sarebbe a 3 punti, e il Catania è stata la squadra che ha battuto il Benevento. Quindi, giusto ricordarlo. Sì, ha un piccolo vantaggio, ma non parlerei ancora di fuga, non parlerei della Juve Stabia dell'anno scorso. Secondo me ancora è tutto aperto, ancora bisogna secondo me aspettare le prossime 2 o 3 partite che potrebbero ancora far delineare la classifica ancora meglio. L'ha detto anche Carpani nel collegamento poco fa di una classifica che chiaramente resta fluida, così come è fluido, Ermanno, il gioco di Riccardi. Entriamo nel merito appunto della situazione del Latina, però prima dell'aspetto, diciamo, della fase di possesso offensivo andiamo a quella di non possesso, perché lì ecco, lì non c'è proprio tanta fluidità. Esattamente, ecco, forse la fluidità è nella squadra avversaria che entra con troppa facilità all'interno delle come un maglie. coltello nel burro in questo, almeno fino adesso. Poi ovvio che capiremo domenica con Boscaglia che cosa succederà. Soprattutto distanza, andiamo a vedere subito la prima clip, distanza fra i giocatori anche all'interno dello stesso reparto. Sì, la chiamo distanza intra-reparto, distanza tra, per esempio qui possiamo vedere tra il terzino destro Ercolano e il centrale di Rienzo, che non c'è copertura, non legge metri. assolutamente lo spazio che sta attaccando l'esterno dell'Altamura, e anche qui poi distanza tra i reparti che genera una voragine al centro dell'area, poi il giocatore dell'Altamura che sbaglia clamorosamente questo gol a rimorchio. Stesso errore qua, distanza tra il difensore centrale e l'altro difensore centrale di 15-20 metri, e poi l'Altamura che entra con troppa facilità dentro l'area e che segna lo 0-2. Qui ovviamente è una situazione anche di inferiorità numerica, però la distanza tra i reparti è anche dovuta a come possiamo vedere nella seconda clip, a anche un errore soprattutto di concentrazione dal punto di vista delle mezze ali o dei centrocampisti, quindi degli interni, che non seguono bene l'azione. Questa ancora è la prima clip, no, questa la terza clip, scusate. Vediamo come i giocatori del Latina non seguono bene diciamo, i giocatori che arrivano dalle retroguardie avversaria, e creano troppi buchi, troppi spazi centrali che poi vengono ben occupati dalle squadre avversarie e che generano... Se lo vediamo anche col Giuliano, per cui prima abbiamo visto tanti con l'Altamura, sembrava la partita proprio delle difficoltà, no? Però ne abbiamo viste spesso, qui ad esempio col Benevento col taglio alle spalle. Qui il Benevento che gioca per certi aspetti in maniera
maniera molto simile al Catania, perché inserisce tanto con tanti uomini all'interno delle maglie difensive, e al Latina che nei primi 45 minuti entra in una confusione totale e viene tagliata più e più volte dal reparto offensivo del Benevento. Non leggono bene questi inserimenti, rimangono troppo, come si suol dire, piantati i difensori, guardando esclusivamente il pallone e mai l'avversario che gli taglia alle spalle, e questo ovviamente genera grosse difficoltà. Anche questa è un'altra situazione di quel tipo. Luca, insomma, Boscaglia deve lavorare, ovviamente lo farà la prossima settimana, ma intanto forse sulla concentrazione, sulla serenità di questo gruppo, perché io non ci posso credere che in C si vedano errori a ripetizione di questo tipo. No, credo che dovrà lavorare sull'aspetto mentale in queste 48 ore, solo quello, non c'è il tempo, ecco, visti anche gli errori che Ermanno ha sottolineato, anzi lui ha detto piantati, è stato carino, cioè, erano fermi in alcune occasioni, cioè, venivano tagliati in modo proprio banale, e quindi c'è da lavorare sotto tanti punti di vista in questi 2 giorni, solo sull'aspetto mentale, sulla voglia e basta, credo. Poi può cambiare forse qualche uomo, ecco, lì poi sta il pizzico di fortuna che un allenatore all'esordio spesso fa il risultato. Spero che non sia questa la giornata, ecco, ma può lavorare solo su questo. C'è poi un giocatore invece che ha tanta qualità, qualcuno c'è all'interno del Latina, abbiamo parlato di Livio, c'è anche Riccardi che è un giocatore veramente, partendo anche da centrocampo o da mezzala, poi si fa vedere in qualsiasi zona del campo. Diciamo che mi piace soprannominarlo come un numero 10 vintage, no? Vecchio stampo, un classico giocatore da strada che parte da una posizione ma poi si muove a seconda della posizione degli avversari, della posizione del pallone. Veniva chiamato a Roma il piccolo principe, motivo ci sarà. Accostato a De Rossi, accostato a Totti come attaccamento alla maglia. Ha fatto tutte le giovanili della Roma da sotto età, successivamente ha fatto la nazionale fino all'Under 21, poi c'è stato un blocco quando a 17 anni ha giocato 8 minuti in Coppa Italia, non è riuscito poi sotto la guida degli altri allenatori a continuare a giocare, però grande qualità. Però la qualità appunto c'è, la vediamo anche nella prima clip che hai evidenziato con appunto la partenza da interno di centrocampo e la possibilità poi di farsi vedere. Da interno di centrocampo possiamo vedere nella clip come vede benissimo lo spazio che si è creato alle spalle della difesa del Giuliano e esegue un taglio incredibile, non servito questa volta, poi si ritrova proprio da vertice offensivo, quindi da riferimento offensivo come fosse una prima punta, e anche lì si muove in continuazione con degli smarcamenti bilaterali, bidirezionali in continuazione per cercare di farsi dare palla. Molte volte non viene servito, però l'intelligenza tattica c'è, l'intelligenza proprio relazionale è molto forte. Lo vediamo anche nella seconda, no? Come riesce tra le linee nella seconda clip a trovare sempre gli spazi, no? Gli spazi giusti. Anche qui parte da mezzala, ma trova tra le linee, dalla linea difensiva e la linea del centrocampo del Giuliano, trova uno spazio, si muove proprio da 3 quarti e anche qui poi fa uno smarcamento, un velo fantastico col proprio compagno di reparto, quindi anche una grandissima visione periferica, e qui poi chiudono il triangolo. Peccato perché non ha grande finalizzazione sotto porta, però fa dei movimenti da vero 3 quarti, da vera mezzala di qualità. Qualità incredibile da parte di Riccardi, che vi abbiamo un po' evidenziato anche in queste clip. Io voglio andare a collegarmi subito con Beppe Baronchelli che è con noi. Ciao Beppe, come stai? Buon pomeriggio. Ciao a tutti, buona giornata. Sento malissimo, non ho sentito molto quello che avete detto, probabilmente il segnale è un po' disturbato. Il segnale è un po' disturbato, speriamo di arrivarti adesso forti e chiari. Ti volevo chiedere, da gran difensore, da gran condottiero quale sei stato tu, come immagini e come vedi e cosa hai visto in quell'azione di Di Gennaro che ha portato al gol del 2-2, con Di Gennaro che era lì, piantato lì, io ero a Foggia, da 5 minuti, era lì da 5 minuti ad aspettare quel pallone per metterlo dentro. Ma sai, è un segnale importante, una squadra che... Ora intanto andavamo a giocare una partita con quelle difficoltà psicologiche e mentali
di un ambiente un po' complicato con quello che è successo e veramente difficile da poter gestire il pre-partita, i fiori, le situazioni, non è per niente facile. Sotto di 2 gol si porta a casa la partita, è il momento più bello, dai che abbiamo l'occasione di poter fare il 3-2 e andare a prendere la palla al 95esimo e ricrederci. Questo è il sintomo importante, il segnale di una squadra che sa quello che deve fare, di un allenatore che sta dando un'impronta, e la partita di domenica per me è la partita più difficile dell'anno fino adesso, una squadra che giocherà in 11 nella propria metà campo. Non ci serve la prestazione, sarà quello il problema, sarà avere pazienza per 95 minuti, sarà la cosa più complicata. Una squadra che riuscirà a avere pazienza, a dettare passaggi e trovare i varchi giusti, domenica ci dirà tanto di quello che è stata la crescita, non dove potrà arrivare la crescita di questo gruppo grazie all'allenatore, ai tifosi, alla società e tutto. La pazienza, la calma, la virtù dei forti, di sapere di essere e prima o dopo raggiungere, perché altrimenti la frenesia ci porta a fare qualcosa di complicato. Di Gennaro domenica ha detto che siamo nella direzione giusta. Di Gennaro lo uso come simbolo di quello che è successo. Siamo nella direzione giusta, la squadra è lì, i punti sono quelli che più o meno, con qualche prestazione magari che poteva essere un po' più all'altezza del solito, ma la categoria porta a fare queste prestazioni, non solo colpa o merito tuo, e la squadra avversaria anche un po' strette, sporche, campi un po' difficili, ogni tanto sintetico che non si è abituati, quindi la categoria porta a questo. Penso che siamo nella direzione giusta. Senti, ti faccio vedere, le faccio vedere anche in studio una grafica in cui mettiamo a raffronto, qua ti chiamo a parlare di un territorio magari per te meno caratterizzato ovviamente la tua carriera, ma che caratterizza la carriera di queste 2 punte. Lo abbiamo fatto il confronto non tanto per in questo momento evidenziare una superiorità nei numeri di Inglese rispetto a Montalto, ma anche per indicare le differenze fra i due, Ermanno, che accompagnano in un modo diverso il gioco del Catania. Sì, si è parlato, quando si parla di Catania si parla molto, no, di queste 2 punte che vengono spesso confrontate e quasi messe su una bilancia. Inglese per adesso, numeri alla mano, sta facendo leggermente meglio, però ha delle differenze soprattutto tecnico-tattiche, anche dovute al tipo di giocatore che è. Infatti Inglese, così come Montalto, hanno lo stesso, come diciamo statistico, come dati statistici, hanno gli stessi passaggi riusciti per 90 minuti, hanno gli stessi passaggi riusciti, sono dei giocatori che si fanno dare tanto il pallone, ma in maniera diversa, perché Inglese riceve molto più dentro l'aria, infatti come tocchi avversari in area avversaria nei 90 minuti tocca 4.4 volte la palla all'interno dell'area ed è 11° diciamo, nella classifica generale dei calciatori di tutta la Serie C, a differenza di Montalto che invece tocca un pallone e mezzo a partita nell'area avversaria. E poi quindi diciamo Inglese che riceve molto più palla a terra, riceve molto più dentro area, fa salire molto di più la squadra, soprattutto con dei fraseggi, lo vedremo poi quando analizziamo il Catania nei tagli video successivi, fa salire molto di più la squadra con palla rasoterra, a differenza di Montalto che invece, come possiamo vedere nel dato, è maggiormente dominante su palla aerea, anche perché 8-8 a differenza di un 4-6, anche perché diciamo, ha fondato la sua carriera, me lo ricordo a Terni o in altre piazze, proprio su questa diciamo tipo di giocata, quindi sono 2 giocatori differenti che a seconda della partita, a seconda del campo possono servire, sono dell'avversario, sì, metti o uno o l'altro, e sono dei giocatori comunque entrambi di grande spessore. Beppe, chi può servire di più nella partita di domenica contro il Latina? Tu dicevi di una squadra che probabilmente verrà in 11 a difendersi, e allora chi mette secondo te Toscano? Sicuramente i dati che abbiamo visto adesso si differenziano solo da cosa, che Inglese sa leggere meglio gli spazi da andare a occupare, e Montaldo magari è un po' più istintivo, un po' più giocatore di aggressività. Inglese, con l'esperienza che ha, un po' di più di categorie anche superiori, sa dove andare a ritagliarsi gli spazi, i tempi, e cucire magari tra le 2 linee, mettersi tra l'uno e l'altro. Tra i 2, guardando la situazione e la carta, ovvio che Inglese, dal mio punto di vista personale, è un giocatore che ti dà anche un po' più di tranquillità, gliela do
è meno irruento, un po' più un giocatore che sta nella partita e sa aiutare i colleghi di reparto per stare nella partita. Tra i due sceglierei Inglese. Te lo aspettavi che avesse un rendimento già così buono, considerando l'ultima stagione che per lui è stata praticamente quasi non giocata? Devo dirti che avrei pensato tutto il contrario, ma stavolta ha ragione ancora il direttore Faggiano, che lo conosce bene e sa i suoi valori. Ovvio che lui venire qua si è messo in gioco come Faggiano probabilmente gli ha detto mi stai facendo giocare tanto di me stesso, e lui forse sta facendo quel qualcosa in più che magari non aveva. Non avrei veramente scommesso, e complimenti a lui che è riuscito in così poco tempo a ritagliarsi spazi importanti. È sicuramente frutto del lavoro. Beppe, tu sei stato con noi la prima puntata di preview di questa stagione, dunque circa 2 mesi fa. Ti faccio la stessa domanda. Vedi qualcosa di questa squadra che è simile alla tua? Al tuo Catania? Sì, vedo che secondo me è una squadra che grazie all'allenatore e al direttore è riuscita a far capire bene e immedesimare nella categoria. Sicuramente sono tutti giocatori che, se dovesse capitare, e mi auguro, del salto di categoria, potrebbero starci benissimo. Fare un passo indietro, adeguarsi alla categoria e giocare certe partite sporche, certi palloni sporchi, certe situazioni complicate non è mai semplice, ma penso che l'allenatore, insieme al direttore sportivo, che è una figura che fino all'anno scorso abbiamo sempre tutti, mancava, e nella voce di Faggiano oggi sembrerebbe che, oltre ad aver fatto la persona giusta, è l'uomo giusto nel posto giusto. Sono quelle piccole cose che magari fuori dal campo aiutano un po' di più, e quindi devo dirti che secondo me in questo momento il valore aggiunto lo sta facendo il direttore, al di là di chi va in campo. L'uomo giusto nel posto giusto, come è stato Beppe Baronchelli nella storia del Catania, e so anche il suo cuore per la storia del Catania, questo lo so da sempre. Beppe, io ti ringrazio, abbiamo avuto poco tempo quest'oggi, ma mi riprometto di richiamarti a breve per avere un po' più di tempo per parlare con te. Grazie Beppe, un abbraccio. È sempre un piacere, ciao a tutti, buona giornata. Grazie a Beppe Baronchelli, grande storico, ex capitano rossazzurro. A proposito di rossazzurri, Ermanno, torno da te per dare uno sguardo un po' alla fase difensiva del Catania nei 2 gol subiti contro il Foggia. Sì, perché a parte i 2 gol che ha subito il Catania, si è visto poco il Foggia, anche nel primo tempo dove il Catania non è riuscito a giocare, si è visto poco il Foggia in area avversaria. Qui vediamo, sottolineato l'errore secondo me molto grosso, arbitrale, vediamo sul salto, appoggia entrambe le mani sulla schiena dell'avversario. Qui leggera disattenzione dell'uomo posizionato sul vertice, che dovrebbe attaccare il pallone e soprattutto coprire quello spazio, che in questo caso se non erro è Jimenez, e soprattutto errore di Anastasio, che marca bene sul taglio inizialmente, poi lascia la marcatura e libera quello spazio lì. Poi molto bravo Tascone a impattare al volo e metterla sotto la traversa. Lo vediamo anche nel secondo gol. Per me, a parte che c'era fallo, Luca? Sì, c'era fallo, l'arbitro in questo caso non ha fischiato, però devo dire che è stato bravo anche l'attaccante ad anticipare. E qua si vede, nel secondo si vede ancora di più. Sì, io parlo del primo gol, ha fatto un gran gol al volo, è stato bravo, anche dobbiamo dare i meriti anche all'avversario, l'ha anticipato proprio di netto e si è girato bene, ha fatto gol. Questo invece è il secondo, Sul secondo stessa gol, situazione. Sì, analizzandolo si vede come il Catania comunque anche in questa palla, diciamo, lunga riesce a leggerla bene, perché ha tanti giocatori diciamo, in protezione della porta. Ci immaginavamo la giocata imbucata su Murani, invece l'apre su Tascone. Anastasio che si mette molto bene col colpo, perché indirizza l'avversario sul suo piede forte, quindi sul destro, visto che prima aveva calciato così. Invece Tascone fa una giocata incredibile, anticipando, cioè spiazzando il movimento di Anastasio, ma anticipando la copertura sia dei due diciamo, difensori del Catania, e colpendo col sinistro, prendendo l'angolino basso. Quindi errore del Catania, direi sì. Secondo me grande bravura va data a Tascone. Grande qualità di Tascone. Sì, però qui si poteva fare meglio rispetto al primo gol. Ed il calcio è bello perché non sempre si è d'accordo. Rispetto al primo gol, il difensore, anche il secondo, ecco,
si poteva stare un po' più attenti, però Tu Tascone è dici stato bravo. nella prima marcatura? Nella prima, sì, si è rimasto un po' sulle gambe. Questo è vero, è vero, E quindi l'attaccante rimane comunque bravo e ha fatto un gran movimento, un gran dribbling, quindi, però rispetto al primo gol, sul secondo si poteva stare un po' più attenti. Anna, torno da te. Altri messaggi? Sì, Marco, abbiamo parlato di Montalto e proprio su di lui ci scrivono: buonasera, ma sento che parlate di tanti giocatori ma nessuno parla di Montalto. Ad oggi secondo me non è un giocatore, troppo macchinoso, impacciato e falloso. Passo a 2 domande per i nostri ospiti studio. Mario ci scrive: buonasera a tutti, una domanda per lo studio. Notizie di Sturaro e di Tacchio, Forza Catania. Ecco. E ancora, cosa manca al Catania per essere al top? Cosa manca al Catania per essere al top? Grazie Anna, lo chiediamo a lui. No, ridevamo perché la domanda su Di Tacchio e di Sturaro è ormai un motivo dominante. Mi pare che è lungo ancora, Sì, ancora il recupero, forse Sturaro un po' più breve. Ci vuole un pochettino di tempo per entrambi, ci stiamo lavorando. Quello più vicino è De Rose, ci sta lavorando ovviamente il Catania. So anche perché i tifosi aspettano questi 2 giocatori, perché è ovvio che lì questi 2 giocatori hanno dimostrato di fare veramente la differenza per quello che si è visto. Mancano questi 2 infortunati. Oh, hai visto che bravi. Mancano 2 infortunati importanti, è stato infortuni lunghi, questi saranno 2 nuovi acquisti, no? Tra qualche settimana, quindi per ora manca questo. Su Montalto l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato, secondo me è un giocatore, io guardo i numeri, l'anno scorso ha segnato tantissimi gol, è un giocatore che secondo me può fare il bene del Catania quando potrà trascinarlo col suo spirito, con la sua voglia. Se fa gol al terzo minuto si parla di Montalto in difficoltà. Che non è neanche il terzo secondo più che minuto. Bisogna anche un po' valutare questo, no? Valutare il giocatore non solo per gli errori, perché poi è vero è entrato un po' in confusione domenica, ma ha anche che dato una grande mano, si fa spesso trovare ben posizionato in area avversaria, l'abbiamo elogiato nelle scorse settimane, quindi Montalto non è inglese anche per il passato, però comunque è un grande attaccante. Senti, tu a Risico giocavi? Poco. Giochi poco. Perché no? Perché nelle tue segnalazioni è un Catania, andiamo a vedere le prossime clip, che invade e conquista. Sono terminologie, sono terminologie da Risico, ma che si sposano bene con questa squadra, perché tu ci fai vedere che cosa succede, no? Sì. Come invade e come conquista il Catania. Questo è proprio l'azione del rigore. Vediamo come palla imbucare dentro per D'Andrea, che si fa trovare bene dentro l'area. Questo è il rigore. Però qui vediamo, non è solo D'Andrea, non è solo la giocata su D'Andrea, ma anche come accompagna il Catania all'azione offensiva con 4 giocatori dentro l'area e 3 a rimorchio. Questo ci fa capire che 7-8 giocatori in maglia rossa-azzurra sono vicini agli ultimi 25 metri della squadra avversaria. Ci fa capire come il Catania ci teneva a ribaltare la situazione, a ribaltare la partita. Ci fa capire qual è la mentalità di sacrificio e di spirito di tutta la squadra che Toscano sta cercando di imporre. Lo vediamo un po' anche nelle prossime clip, ad esempio scarico e poi cross, sì, anche lì tanta gente qui dentro. C'è tanta densità sempre dentro l'area, ma la cosa che mi è piaciuta analizzare è come un giocata intelligente, passaggio dietro, quindi uno scarico per liberare in qualche modo, per far muovere la retroguardia avversaria. Poi il Catania, proprio per la grande densità, proprio per i 3 giocatori molto vicini dentro l'area, riesce a attaccare bene questa seconda palla. Però lo scarico è una giocata, diciamo, ben codificata, scarico, palla dentro di prima, per giocare anche sull'imprevedibilità della giocata, sul movimento, sul passo falso del difensore, che ti libera anche quei 50 centimetri che dentro l'area possono essere decisivi. Io da esteta mi limito a osservare i 2 tocchi di inglese. Di inglese, destro e sinistro. Destro e sinistro, che in Serie C veramente non è facile vedere veramente con una quasi irridente nei confronti della difesa, nel senso che si capiva che voleva mettere il pallone lì dopo lo stop che ha fatto. Andiamo a vedere l'altra clip con la triangolazione, e anche in questo caso sì, l'avevamo analizzato già scorsa settimana, questo diciamo movimento di chi fa il vertice, che viene incontro, in questo caso è Stoppa, viene incontro per liberare spazio dentro l'area, e poi anche qui sullo scarico mettono subito questo pallone dentro, 4 giocatori all'interno dell'area. Qui D'Andrea non si capisce se voleva appoggiarla a Stoppa, e sarebbe stata una grande idea, un gran gol, o se cercava il tiro in porta. Però la cosa che mi piace analizzare è il discorso proprio come attacca
o come invade, ecco, come terminologia ci troviamo, su diciamo, l'area avversaria. E tutti quei pallini azzurri poi, Luca, poi danno l'idea, no? Alla fine in quella zona di campo erano più i giocatori del Catania di quelli del Foggia, del Catania che stava attaccando. Era naturale, dopo stai perdendo 2-0, non hai più, ne devi recuperare, non hai più nulla in quel caso da vero, perdere. in effetti. Manca poco, in quel caso ancora un quarto d'ora, 20 minuti, quindi è naturale che ti proietti tutti in avanti. A proposito di un quarto d'ora, 20 minuti, che sono quelli che mancano alla fine della nostra trasmissione, andiamo a vedere l'altra situazione con il gol del 2-2 di Gennaro, di cui abbiamo parlato. E qui c'è la differenza secondo me tra una squadra e una grande squadra, no? Sì. Mancavano 2-3 minuti. Il primo pensiero di una squadra che sta perdendo, deve rimontare, è mettere la palla dentro l'area, buttarla lì e cercare, sperare, diciamo, in una seconda palla. Invece fanno tutt'altro i giocatori del Catania, che sembra più una squadra di Premier che una squadra di Serie C, soprattutto su questa giocata. Questo è quello di prima, la clip precedente, però sul secondo gol vediamo un grandissimo movimento di Inglese, come ha detto prima l'ex difensore del Catania, si muove, capisce, recepisce lo spazio da attaccare, crea una triangolazione, e poi arriva Di Gennaro, triangolazione esterna per D'Andrea, che entra facilmente dentro l'area tagliando alle spalle del difensore che guarda solamente il pallone. L'ingresso di Di Gennaro, poi anche lì c'erano i vari pallini, sono un 5-6 dentro l'area, 5-6 che tutti quanti aspettano. È un gol che si ricordano tutti in casa Catania, anche perché ha fatto esultare me e tanti tifosi rossazzurri. Ci fermiamo per la nostra pausa, andiamo fra poco, ringrazio Ermanno, andiamo fra poco a parlare di Messina e di Trapani e poi andiamo a chiudere con il calcio a 5 e con le probabili formazioni del Massimino. Insomma, c'è tanto ancora da dire in 17 minuti. Ce la faremo? Non lo so, vediamo fra poco. Ben ritrovati, terza parte della nostra preview per andare a dare uno sguardo invece alle altre siciliane in campo, oltre il Catania, di cui abbiamo parlato diffusamente. Per il Messina, come sempre, c'è il nostro Francesco Triolo, nello stesso terrazzo dell'altra volta, però questa volta sei un po' più vestito, c'è più freddo anche a Messina. Ciao Ciccio, buon pomeriggio. Diciamo che la settimana è stata più fredda, no? Ci avviciniamo ai mesi invernali. Buon pomeriggio a tutti da Messina. Ma sì, Marco, fa freddo anche perché il Messina in classifica non è che sta messo molto bene, nonostante i complimenti per le prestazioni, che sono state tutte prestazioni positive. Alla fine però in classifica i punti sono appena a 9, la squadra è in zona play-out, quindi nella sostanza c'è un po' di difficoltà, una difficoltà che il Messina dovrà affrontare ancora in questo trittico di partite che si apre ad Avellino contro la formazione che in questo momento forse è la più in forma del girone C, e poi si concluderà al Massimino contro il Catania. Non certo un periodo agevole, semplice sulla carta per la formazione giallorossa. A questo Modica deve fare i conti anche con alcuni problemi relativi ad alcuni uomini chiave, ti dico di Anatriello o di Cominetti, che comunque rendono le difficoltà che saranno assenti e che rendono le difficoltà nella scelta dell'attacco con una scelta limitata negli uomini. Manca anche Petrucci, la notizia positiva è quella del rientro e del ritorno disponibile di Anselmo. Però è chiaro che in questo momento occorre trovare una continuità nei risultati, ma servirebbe, sai cosa, Marco? Quella scossa, quel cambio di passo improvviso sul campo, il risultato a sorpresa che poi ti cambia la stagione. E del resto ti ho detto questa cosa perché Avellino non è un campo dove i messinesi sono nuovi ad imprese che poi hanno portato ad altre grandi imprese. Ti faccio un esempio: l'anno della promozione in Serie A col Messina ultimo in classifica, all'esordio di Bortolomuti, e la rete di Guzman portò all'inizio della rimonta del Messina, e poi andò in Serie A. Poi noi Avellino ce lo ricordiamo anche per altre situazioni non proprio piacevoli, però questo è un altro
a un altro argomento. La probabile, Ciccio, intanto io, scusa, ti interrompo solo un attimo perché tu hai ricordato Catania-Messina, hai ricordato il derby che si avvicina. Io ricordo che il derby fra Catania e Messina sarà visibile in chiaro su Telecolor con un'ora di prepartita, insomma tanto lavoro per noi, ma anche tanto piacere di raccontarvi una partita come questa in diretta, in chiaro. È solo la prima di tante che vi offriremo in questa stagione. Scusa Ciccio, ho approfittato di te per questo, probabile con l'Avellino? Non è la prima volta che riusciamo ad offrire questo spettacolo, perché qualche anno fa anche un Messina-Catania con 20.000 spettatori andò in diretta proprio sulle nostre reti e fu veramente piacevole, bello, ma anche gratificante raccontarlo per tutti coloro che ci seguono dalla Sicilia, non solo da Messina e da Catania. La formazione, dicevi tu, in linea di massima è quella delle scorse settimane. Come dicevo, ritorna Anselmo che dovrebbe giocare al centro in mezzo al campo, e poi Luciani, che ha avuto pochissimo spazio nelle ultime 2 partite, non gioca dalla gara di Picerno. Con Anatriello non ce la farà, diamo quest'altra notizia, con Petrungaro e Pedicillo ai suoi lati, quindi questo dovrebbe essere in teoria il 4-3-3 di Modica contro l'Avellino. L'Avellino allenato dall'ex biancolino, 4 vittorie nelle ultime 4 partite e, come dicevo prima, la squadra sta meglio di tutti probabilmente in questo momento in campionato, e quindi sarà veramente un osso duro. Grazie Ciccio, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi, ciao. A presto. Ciao Francesco. La prossima è pre-derby. La prossima è pre-derby, anche se noi poi non ci siamo, perché ricordo che quando così mi dai modo, anche Ciccio ti saluto nuovamente, di dire che la prossima settimana non ci sarà preview, perché il 31 si gioca la partita del Catania contro la Turris, che noi ovviamente vi offriremo con diretta stadio. Il giorno dopo per noi dunque è lunedì, non è venerdì, oltre ad essere il 1° di novembre, per cui ci sarà corner, anteprima corner e la differita della partita. Dunque con preview torniamo fra 15 giorni, così almeno abbiamo dato anche questa indicazione. Voglio sapere se c'è Cammarasana dai ragazzi in regia che stanno lavorando al massimo. Non c'è Cammarasana, allora vi faccio vedere la probabile formazione del Trapani, la facciamo vedere. Comunque il Trapani che giocherà in casa del Monopoli sabato alle 15, questa è la probabile, con un 4-3-3 schierato da Aronica, con Bifulco che gioca a destra insieme a Lescano e Fall, e poi appunto la difesa con Seculin in porta, e poi a centrocampo Karic, Crimi e Carriero. Questa è la probabile del Trapani per la partita, lo ripetiamo, con il Monopoli. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare di calcio a 5, andiamo poi con le probabili della gara del Massimino, fra poco. Ultima parte della nostra trasmissione, ci avviamo alla fine. Io volevo tornare da Anna perché ci sono sicuramente gli altri messaggi da casa. Sì Marco, Mirko da Catania ci scrive: partita di gran carattere e personalità, sul 2-0 avrebbe mollato chiunque, forza Catania. E continuo con Giovanni da Mister Bianco che ci scrive: buonasera a tutti, grande Catania, questi punti anche in extremis serviranno molto nel proseguo del campionato. E Nino da Siracusa ci scrive: è ora, Siracusa in C e Catania in B. Benissimo, e poi qualcuno fa gli scongiuri, no? Nel senso, vabbè, ci sta, ma è normale che sia così. Con noi tifiamo ovviamente per tutte le siciliane, anzi ci auguriamo che ci siano tante siciliane nei campionati più importanti, perché ci divertiamo e facciamo anche meno strada per le trasferte. No vabbè, non era per questo. Invece chi sta facendo benissimo, non solo a livello regionale, non solo a livello nazionale, ma a livello europeo, è la Meta Catania, che dopo aver vinto lo scudetto, possiamo vedere le immagini della partita di ieri, stiamo parlando del main round che si gioca di Champions League, ok? Champions League che si gioca al Pala Catania e che abbiamo raccontato anche in diretta su Telecolor nelle
2 giornate che hanno preceduto l'ultima, che sarà quella di domani. Meta Catania che ha vinto tutte e 2 le partite, quella di ieri l'ha vinta con il punteggio di 7-2 con gli austriaci del Linz, e ha 6 punti in classifica la squadra etnea, con una differenza reti +7, inferiore però al +12 dell'altra squadra, i lituani dello Zalgiris, con cui i catanesi si affronteranno domani alle 20:30 sempre al Palacatania. Sarà partita decisiva, perché con questa gara, vincendola, si potrebbe qualificare all'elite della Champions League, per cui andare a contendersi poi la coppa più importante del calcio a 5. Quando vi dico che è chiaro, il calcio è importantissimo, ma a Catania abbiamo tanti sport che rappresentano Catania ad altissimo livello. Calcio a 5, faccio l'esempio, pallanuoto, beach soccer, in cui siamo, fra parentesi, il Catania è campione d'Italia, per cui spazio, tanto spazio sempre agli altri sport. Andiamo a sentire Podda che ci dice sulla partita di ieri e poi anche sulla prossima, quella che attende la squadra catanese domani. Penso che la differenza sia stata la lucidità che oggi abbiamo avuto in più. Ieri, secondo me, nella mia visione, la mia sensazione era che abbiamo avuto pure tante occasioni, però sbagliavamo magari l'ultima scelta, l'ultimo passaggio, non eravamo lucidi in questo. Oggi lo siamo stati più di ieri, possiamo esserlo ancora di più. Ho avuto la fortuna di capitare io nel posto giusto nel momento del passaggio, però alla fine l'auspicio è quello di ripetere la scorsa stagione per quanto riguarda i gol, ma so che è veramente complicato. L'importante è dare il mio contributo alla squadra, quanti gol saranno non importa. Ci aspettiamo una gara difficile, senza dubbio, come alla fine ci aspettavamo per tutte e 3 le partite. È una competizione europea, sappiamo delle difficoltà, degli ostacoli che possiamo incontrare. Sarà lo stesso sabato, sarà una finale chiaramente, ma lo erano tutte le altre. Vedremo. Penso che la nostra sia una squadra preparata per giocare partite secche, e sabato avremo l'occasione di dimostrarlo. Una squadra preparata per giocare partite secche, una squadra che vuole il supporto del grande pubblico, no Luca? Sì Marco, parlavamo prima, il presidente Enrico Musumeci ha fatto insieme al suo staff, proprio dai nostri studi, sì, ne ha parlato la settimana scorsa. Ha fatto un gran lavoro, ha portato in questi anni appunto a livelli altissimi il calcio a 5. E quindi per questo dicevo poco fa, fuori onda, queste 2 serate forse meritava il Palasport di essere un po' più pieno, ancora assolutamente più gremito. Sì, perché non è, anche se è stato un Palacatania che ha sostenuto tanto la Meta. Sì, ma quando era nelle finali scudetto in campionato ed era tutto gratuito. Ecco, avere la Coppa dei Campioni a Catania non è una cosa da tutti i giorni. E ricordiamo che la Meta Catania sarà di nuovo gratuita durante il campionato, per cui c'è da vedere i campioni d'Italia gratis. Il Presidente l'ha detto sempre, ma ora in Champions è giusto che la città magari aiuta con parliamo poi di piccoli contributi, la società e la squadra. Andiamo a riparlare nuovamente di calcio per vedere le probabili di Latina Catania, di Catania Latina, siamo proprio alla fine e andiamo a vedere quella del Catania, dicendovi che c'è la possibilità che giochi anche Quaini dall'inizio, così come D'Andrea. Su Inglese si deciderà domani, però è possibile che giochi dal primo minuto. Vi dico anche che oggi Domenico Toscano ha un po' mischiato le carte, per cui, come ci diceva Carpani, non è facile riuscire ad individuare a 48 ore dall'inizio della partita la gara. Possibilità per Lunetta a sinistra, la difesa sarà sicuramente quella, e c'è tanta scelta nel ruolo occupato da Luperini, perché chiaramente con altri giocatori, faccio il caso di Stoppa Jimenez, si andrebbe magari sul 3-4-2-1, con Luperini o con Carpani appunto la situazione resterebbe più simile a un 3-5-2. Tante possibilità nonostante le assenze anche a centrocampo per Toscano. Andiamo a vedere la probabile del Latina, e se sul Catania è un po' difficile perché Toscano mischia le carte, pensate sul Latina, perché veramente questa è un'ipotesi chiaramente che abbiamo fatto basandoci un po' su quello che è l'idea che c'era stata nelle ultime settimane. Riccardi sta davanti, ricordiamo che manca Bocic,
che è squalificato. Ricordiamo anche i lungodirigenti che sono Capanni e Scravaglieri, Capanni che aveva anche tutto sommato iniziato bene questo campionato, e i due giocatori più rappresentativi che sono Di Livio e Riccardi. Mancano gli arbitri per chiudere, andiamo a vedere anche in questo caso la grafica, grazie alla nostra regia, del direttore di gara che è Vogliacco di Bari, poi c'è Tini Brunozzi, penso che Tini sia il cognome, di Foligno, e poi Pandolfo di Castelfranco Veneto, e di Reda che è il quarto ufficiale di Molfetta. Credo che vi abbiamo detto tutto quello che potevamo, anche andando di corsa, siamo solo un minuto dietro. Ne vuoi prendere un altro? No, scusa Luca. Dicevo che la formazione in base si gioca anche giovedì sera e poi domenica il derby con Messina. Questa è una giusta notazione, chiaramente. Il mister calcola le energie e gli infortuni dei suoi calciatori. Turris giovedì, ricordiamo, e poi appunto 2 partite durissime la prossima settimana. Il derby in diretta. Ma prima c'è questo scoglio. Il derby in diretta su Telecolor. Luca Di Gregorio, grazie come sempre. Voi sempre. Ci ritroviamo alla prossima, è sempre un piacere per noi. Ermanno, noi ci ritroviamo fra 15 giorni. Ricordiamo che appunto preview non ci sarà la prossima settimana, ve l'abbiamo già detto. Ciao Anna, ci vediamo fra 15 giorni. Ciao Marco, grazie, alla prossima. Grazie anche a te, alla prossima. Ricordiamo ovviamente poi tutti gli impegni, vi abbiamo detto quelli della prossima settimana, ma vi diciamo anche quelli del weekend, diretta stadio come sempre per la partita con il Latina, e poi lunedì con corner, anteprima corner e la telecronaca registrata della partita. Noi come detto ci vediamo fra 15 giorni. Ciao!